Il Veneto è una regione ricca di prodotti tipici di eccellenza. Una delle eccellenze della nostra regione è il radicchio rosso di Treviso, che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo. Questo tipo di ortaggio è coltivabile solamente in alcuni comuni della nostra regione, in quanto richiede terreni fertili, ricchi di acqua, possibilmente risorgiva, quindi che garantisca una temperatura costante, e inverni rigidi. Il radicchio rosso di Treviso si distingue in due tipologie, il radicchio precoce e il radicchio tardivo. Secondo la disciplinare UE può fregiarsi del titolo di radicchio di Treviso solamente l'ortaggio che viene prodotto nelle tre province della nostra regione, che sono Treviso, Padova e Venezia, per un totale di 24 comuni. Il processo di produzione del radicchio rosso tardivo IGP di Treviso inizia con la semina o il trapianto, che va la semina dal 1° di giugno alla fine di luglio e il trapianto fino alla fine di agosto. Il radicchio resta in campo circa 4 mesi, oppure può essere raccolto dopo 2 brinate, in quanto la brinata blocca il processo vegetativo del radicchio. Completata la maturazione sul campo, inizia la fase di lavorazione, che si può riassumere in 3 momenti. Il primo è la fase di preparazione. I cespi vengono puliti, togliendo le foglie eventualmente marciscenti, e si puliscono le radici. Una volta completata questa operazione, i cespi vengono messi su ceste di ferro predisposte per essere immerse nelle vasche, irrorate continuamente da acqua risorgiva, dove staranno il periodo dell'imbianchimento. Questa fase è importante perché esalta la croccantezza del prodotto e le sue proprietà organolettiche. Le vasche sono posizionate in ambienti semibui. Questo consentirà alle foglie che nasceranno di essere prive dei pigmenti clorofilliani e accentuerà il colore rosso delle foglie. Il radicchio resta nelle vasche di bianchimento circa 15-20 giorni. Dopo questo tempo viene prelevato e portato nella fase successiva, che è la tolettatura. Completata la pulizia del cespo, il radicchio viene lavato abbondantemente con acqua corrente e posizionato su cassette, pronto per essere consumato. Il radicchio è un prodotto versatile, con lui si possono fare parecchie preparazioni. Diciamo che alcune, che sono quelle più classiche, sono il radicchio in saor, preparato con cipolla e uvetta, e come contorno cotto per la salsiccia e per il cotechino, oppure impastato direttamente con la pasta del cotechino e della salsiccia.